Questa sono sicuro, Fabrizio, è una situazione che è partita da Londra, poi diciamo non so che giri avete fatto, che giri ha fatto tutta la situazione, però a un certo punto siete arrivati o tornati a Torino. Siamo tornati a Torino, esatto. Io ero andato a Londra per cercare qualche esperienza musicale diversa, ho trovato Dottor Lai e l'ho riportato a Torino e niente, adesso continuiamo a suonare qua. Cioè, è chiaro, anzi avete allargato un po' la famiglia. Ho allargato la famiglia con Ciruan che è arrivato da un anno del gruppo e ha portato un notevole la tromba, aspetta, scusa, ho fatto l'effetto Papa, però tu avevi già quell'effetto, però va bene, anche bello, oggi erano su tutti i giornali, diciamo Papa contro Papa. Cosa papà? No, scusa, mi sono perso questa cosa del papà. Abbiamo detto siete tornati da Londra, ecco cosa volevo dire, stiamo entrando in una situazione più jazz, più di improvvisazione, io lo voglio dire subito. Cioè, sì, l'improvvisazione fa sempre parte della nostra esibizione live, insomma, anche se si parla di musica dance da ballare, è sempre a cospetto di un'improvvisazione musicale. E vi dovete divertire, è chiaro. Divertire e far divertire. Divertire. Allora signori, siamo pronti a ballare, siamo pronti a far ballare l'anima, almeno questa dovrebbe essere la loro mission. Questo è l'intento. Questa è la loro mission perché loro sono Soul Can Dance.
And I spoke by one mouth that is not mine, but I can break it, elevator conquer me, raise me, I don't wanna feel like you, shake me, I don't wanna hide you, wait out alone. You don't define jazz. Jazz is just like an attitude. See, music is nothing but styles, like I do. I play a style. Blues, I play the blues. It's the bell, I play the ballad. Funk, I play that. Dance, I play that. I don't know what they talk about. This could be heaven. This could be heaven.
sounds of the world. Spazi siderali, questo sul finale, segnale di spazi siderali ci avete fatto viaggiare così lontano e questo è un progetto decisamente, come dire, pieno di echi anche di altri generi, di altre situazioni. Abbiamo parlato prima di Londra, però io citerei anche Gravity Records, se non sbaglio siete stati dal buon Armando a fare una anche lì, dal buon Armando, è vero? Come andate effettivamente? Molto bene, a parte lui che è un personaggio fantastico, è locale e tutto. Anzi, è stata una bella esibizione, è piaciuta. Facciamogli pubblicità perché se lo merita. Sempre comunque sostenere. È un punto di riferimento anche per gli amanti, come dire, del genere, della nostra soprattutto, esatto. E del vinile. Quindi quello è uno dei punti dove vi si trova più facilmente, diciamo, andando da Gravity Records. Poi ci sono dei bar, dei posti che invece volete consigliare, dove sono in dance. Sicuramente se volete festeggiare la Pasqua con noi, la festeggeremo al Radio Blackout il 31 marzo, faremo la serata di pre-pasquale. Sarà un set pasquale, diciamo, ci sarà una sorpresa, quindi poi c'è uno spogliarello, una cosa, vediamo. Vabbè, non dico, dipende dai gusti. Va bene, quindi questo è l'appuntamento che volete ricordare, perché io lo dico, poi non parlano più, adesso cominciano a suonare, poi non parlano più fino alla fine, quindi se volete fare delle domande o adesso o mai più, perché poi loro vanno in trance e ci rivediamo poi alla sigla finale, dico bene. Diciamo l'ultimo bobinone che adesso va a prendere, perché ci sono, diciamo, suoni analogici, suoni digitali, suoni provocati, diciamo, dal vivo, se non sbaglio mai, no? Per fare anche dare l'idea, per chi ci dovesse sentire in radio dice ma questi cos'è, un nastro? No, sono tre che suonano, tutto suonato dal vivo, rigorosamente suonato dal vivo, con un computer che fa le sue cose, con il dub master che ridabba quello che noi abbiamo prodotto e per poi, cioè, spieghiamo, quindi voi suonate, lui prende, macina, mastica e tira fuori. Esatto, le produzioni che vengono fatte, quello che noi non suoniamo viene risuonato da lui con degli effetti, con delle... Una cosa, funzionassero così le città sarebbero già smart cities, ma insomma almeno nella musica riusciamo a farlo con i Soul Can Dance. Facciamogli un applauso, dai.
supreme. It's a love supreme. It's a love supreme. It's a love supreme. It's a love supreme. Love supreme. Love supreme. It's a love supreme. It's a love supreme. Love supreme. Love supreme. Love supreme. Love supreme. It's a love supreme. Love supreme. Love. It's a love Grazie. Grazie ai Soul Can Dance.
ci avete fatto fare un viaggio, diciamo, grazie anche chiaramente a Giuseppe Fiori, e grazie a Puro Clinico, grazie a Fabrizio Vespa, che sono gli ospiti questa sera, ci sono venuti a trovare, alla parte tecnica Sergio Limato, Danilo Samai e Daniela Trebi per CortoCorto. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un'altra puntata del Salotto, e adesso non mi resta che dire sigla.